Siamo ritornati ancora in diretta. Buon pomeriggio a tutti i miei belli. Ci siamo, raga. Abbiamo aperto la nostra seconda ora alle 18:10. Buon pomeriggio e come annunciato durante queste giornate finalmente li abbiamo qui, quindi direi di andare ad aprire subito sia i microfoni che le telecamere su di loro. Vado a dare il ben arrivati a loro. Nando De Marco e Luca Bianchi. Dobbiamo sistemare la telecamera. Mo adesso faccio venire il tecnico. Ok, eccoci. Buonasera. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Innanzitutto ben arrivati. Grazie. Come state? Mi senti? Sì, sei un po' lontano dal microfono. Se non ti senti è perché hai la cuffia messa a volume basso, quindi la puoi regolarizzare. Altrimenti ci pensa adesso il nostro tecnico tra pochissimo. Non ti preoccupare. Vabbè, l'importante è che mi sento. Sì, noi ti sentiamo, sicuramente era piano il volume. Innanzitutto ben arrivati, perché stavo dicendo questa è la prima volta che voi venite qui all'interno dello staff di Bella Radio. Sì. È una bella cosa. Siete qui in occasione anche dell'evento di domani, giusto? Sì, siamo felici. Sei felicissimo. Vi ringrazio per averci dato il piacere, per averci ospitato, perché Ma questo era il minimo, anche perché se posso sono molto contento. mi permetto, no? Luca, innanzitutto con te proprio fisicamente è la prima volta che ci vediamo. Sì. Perché non c'era mai stata occasione. Sì. Invece con Nando ci siamo visti in svariati eventi, ci sono stati tantissimi concerti che l'hanno visto protagonista durante questo periodo estivo, ma anche l'anno scorso durante il periodo invernale, perché forse è la prima volta ci siamo incontrati in un'inaugurazione, e ogni qualvolta lo beccavo e diceva: devi venire in radio, devi venire. E finalmente te siamo riusciti. L'ho convinto. C'è stato Lello che ce l'ha fatta. Luca. No, Lello, non mi dispiace Lello ancora. Allora, dopo lo spieghiamo questo, perché c'è questo piccolo qui qua, lo spieghiamo tra un pochino. Io sono quello più preparato, perché lo chiamo. Da quando è che sto chiamando Luca? Da 3 Da giorni. quando ho iniziato il progetto. Ok, ora mi raccontate Sì. tutta la storia, anzi ci raccontate. Io parlo un po' al singolare, ma loro sono un po' me, tutto il pubblico che ci segue. E stavamo dicendo questa cosa, finalmente ce l'abbiamo fatta, grazie a Luca, ci ritroviamo tutti quanti insieme, sicuramente per farci una piccola chiacchierata, anche perché oggi so che avete anche altri impegni, quindi tra un pochino dovete andare, ma soprattutto perché domani c'è anche un evento molto importante che attenando insieme a Fabiana vi vede un po' come protagonisti della serata. Sì, domani Teatro Ambasciatori. Non vedo l'ora, perché è veramente un bel evento. È la prima volta che fai un teatro a Catania? No, abbiamo fatto il Palaghiaccio l'anno scorso. Vero, mi ricordo, vero, però al teatro proprio ancora no, qui in Sicilia, mi riferisco a Catania. Catania abbiamo fatto Palaghiaccio e adesso proprio Teatro. Tra l'altro ci sono... Sono carico. Pronto, bello? Siamo carichi tutti quanti, il mio team. Anche perché oggi ce ne sono tanti. Sì, c'è anche Walter, Simone, Saverio. Lucio Dalla, ci stanno tutti qua. Anche Lucio Dalla. Lucio è diventato Lucio Dalla? Da oggi ti hanno battezzato Lucio Dalla. Dopo gli facciamo fare un vano dall'oltretomba in questo modo. Quindi belli carichi per domani, questo grande evento che sicuramente in tanti stanno aspettando, anche perché poi comunque ci sarà il bis giorno 22 sempre di questo mese. Catania vi vuole bene. Sì, tanto. È la stessa cosa. Noi abbiamo con Catania un rapporto bellissimo, perché sono anni, ma 5-6 anni proprio, che veramente cantiamo tantissimo qui e c'è un rispetto, diciamo, io con loro con me, ci vogliamo bene, ci rispettiamo. C'è un amore per quella che è la musica napoletana, soprattutto in Sicilia. Non parlo solo di Catania, perché la musica napoletana in Sicilia è amata. È una vita che scendi a Catania. Io una vita che scendo. Aspetta, spieghiamolo. Spieghiamo un attimino questa cosa, perché altrimenti non si capisce. Chi la vuole spiegare? La situazione Nando. da Lello a Luca, Nando. tutto quello che sta succedendo. Vai. Ecco. Allora, il progetto di Luca Bianchi, che in realtà lui canta già da quanti anni? 25. 25? Sì. 25 anni. Con il nome Lello Cantone. Poi il cambiamento ci fu. Come avvenne tutto ciò? ma il cambiamento è nato 3 giorni fa. Stavamo a casa mia, io, lui e Marco Calone, che siamo molto, molto amici, tutti e 3 usciamo insieme, andiamo a mangiare insieme. Ok, cosa preferite come cibo? Siamo adesso Carne, curiosi. Scusami, Io carne. ok, ognuno quindi ha la sua. Come fate la sera quando uscite per andare a cena? Come fate a decidere chi vince? Bravo. Carta, forbice, sasso, Sì, ok. però alla fine ci troviamo sempre. Ok, vabbè, poi fortunatamente ognuno può scegliere anche il piatto che vuole, alla fine. Stavamo a casa mia, stavamo appena finito di mangiare, Lello. Sì. E parlavamo un po' di musica, di trascorsi. Io canto da piccolino, lei dice, pure canta da anni, è vero, sì.
parlando Valeria, ricordo quando veniva a Musca, cosa? Villa. David Viglia io lo chiamavo, perché è identico al calciatore dell'epoca a Barcellona. Ok. E niente, stavamo parlando, disse Marco proprio, Lello, secondo me devi dare Un tocco? Una svolta. una svolta. Un cambio strada. cambiamento. Ok. E disse Lello, sai che mi piace questa idea, secondo me si può fare. Si può lavorare su questo Perché è lato. stata una cosa proprio, vabbè, ti spiego come è Cosa successo. hai mangiato praticamente? Perché disse Marco, secondo me tu ti devi chiamare Luca, perché Alla faccia da Luca? Non so. sì. Comunque Marco disse Luca, io nello stesso tempo disse Bianchi. Ok. Disse, la ricetta Marco, wow, Luca Bianchi è perfetto, ma pure a me piaceva assai. Marco, secondo me, ma all'istante prese il telefono, Luca Bianchi dappertutto, TikTok, Instagram, E Nando mi ha cambiato il nome ovunque, anche su YouTube. Quindi Lello Cantone, per quanto io sono affezionato, per me è sempre Lello Cantone a vita, no? Però Lello Cantone da quella sera divenne Luca Bianchi. artisticamente è diventato Luca Bianchi. Bello, quindi c'è da dire che abbiamo anche un progetto futuro che stiamo sviluppando. ora ci raccontate, non è che io ve ne faccio andare. Lui uscirà con un singolo. Ma mi E raccontate. poi come secondo pezzo sarà un progetto molto bello e basta. Questo No, dopo mi raccontate, aspetta, No, me ne no, sono no. andata troppo alla sbrigativa, queste cose così, non ci piacciono, vogliamo approfondire. Prima ci fermiamo in musica, anche perché abbiamo anche tanto da ascoltare, però aspetta, mi sorge io sono molto istintiva, no? Nella mente mi partono 300 domande. Adesso con tutti i brani andati, Sì? continueranno a far parte del tuo repertorio o ci sarà un nuovo repertorio e quelli verranno magari riproposti in nuova veste oppure magari messi un attimino così, come si suol dire, da parte? Può darsi che verranno Raccontaci. riproposti in nuova veste, però comunque rimarranno sempre parte di me. Ho fatto abbandono, diciamo, il nome, che poi ci sarà anche una cosa dell'abbandono del nome che poi non posso svelare, ma una decina di giorni, vedrete in questi giorni. Va bene. Ma non rimango sempre. I brani di Lello ci saranno sì, sempre. assolutamente. Va bene, Nando, che ne dici se iniziamo con quello che è stato l'ultimo tuo brano? Sì, l'ultimo pezzo, 1000 chiamate. Cosa mi dici su questo brano? Come nasce? Perché allora ti conosciamo qui materialmente dal vivo da poco, quindi voglio sapere anche un po' come nasce la musica di Nando De Marco. Ma la mia musica nasce sempre dal fatto che noi ci chiudiamo in studio e incominciamo a creare il pezzo. Se il pezzo mi piace, a me è sempre una cosa come ho fatto con il suo nome. Ok, deve essere un Mi piace il pezzo, imprinting. domani subito si chiama Nasce, è video, detto fatto. Facciamo subito video, facciamo uscita, spoiler, tutto, perché io sono Le cose si devono molto- fare calde, altrimenti non va bene. Come il nostro motto, Carpe? Carpe diem? Cogli l'attimo? Sì, è il tuo soprattutto. Carpe diem. Carpe diem. Va bene, è un po' un imprinting che ci deve essere. Vabbè, noi lo ascoltiamo e ritorniamo tra pochissimo, ok? Vai. A tra poco. La vuoi presentare? Fai tu lo speaker della situazione? Ah, sì? Fai il tuo. Ok, adesso ascoltiamo il nuovo pezzo di Nando De Marco, 1000 chiamate. Ve lo faccio registrare questo. Molto bello, mi avete fatto ripensare all'estate. Io Questa è di Simeone Capuano, Ecco. un grande fonico. Ci sta ascoltando, lo salutiamo a priori, lo facciamo tutto. Allora ragazzi, adesso cosa bolle nel calderone? Noi vogliamo sapere innanzitutto. Dici Nando, c'è qualche. No, adesso a Luca mi ci trasferisco perché Ok. abbiamo raccontato un po' tutto quello che sta succedendo No, è dopo il uscito cambio nome. l'altro ieri un bel pezzo, io e Fabiana, Sì, molto bello, che ringraziando Dio sta funzionando. questo Proprio domani oggi- sera ne approfittiamo per cantarlo una volta che siete tutte e due insieme. Sì, per forza. Voglio dire. E poi ci saranno logicamente pezzi nuovi, perché poi Già avete scelto qualcosa? C'è qualcosa in particolare che magari state studiando? noi Raccontaci. studiamo sempre. C'è anche uno spoiler, lo posso dire? Certo, devi, forza, non chiedere. Ho avuto il piacere dopo tanto tempo di scrivergli una canzone, quindi a breve uscirà anche quella, questo lo possiamo dire. Abbiamo un pezzo che mi ha scritto, in questo caso devo dire Lello, non Luca. Mi ha scritto un pezzo magico, bellissimo, una melodia. Ecco, sarà uno dei prossimi brani usciti. Ecco, mo mi lanci proprio, me la servi su un piatto d'argento la prossima domanda. Tu ti senti più amante del napoletano perché la musica sta cambiando tanto. Sì. Questa cosa lo possiamo dire, c'è un cambiamento che da un lato, ok, positivo forse nel periodo estivo, ma dall'altro lato
porta secondo me anche un po' di malinconia, perché si sta perdendo quello che è il valore reale della musica, sia per argomentazioni sia anche per quanto riguarda la strumentazione, perché ormai oggi è tutto fatto computerizzato, insomma c'è tutto dietro, proprio il genere, la melodia si sta perdendo. Questa ve la pongo ad entrambi. Siete più amanti del genere napoletano o più 2026? Ci siamo guardati perché lei lo siamo amanti della musica in generale. Siamo cultori della musica napoletana. Quello sempre. Poi siamo, non so se prima di entrare in diretta sei venuto di là, stavamo cantando un pezzo classico. Sì, erano con la chitarra, ragazzi. Noi facciamo questo, noi siamo amanti della vera musica napoletana, nel senso che io è vero, anche io faccio il moderno e cose, però perché uno deve andare con i classiche tempi. sono sempre quelle più belle, non c'è niente da fare. Ma secondo me anche, sai cosa? Allora, ritorno sempre forse nello stesso argomento, quelli che possono essere i tormentoni estivi ci stanno, quelle canzoni un attimino un po' più semplici, un po' più fresche, che ti fanno un po' dimenticare, ti fanno ballare, ma quanto sono belli i testi importanti. Quando tu magari ascolti un brano che parla di un qualcosa e non solamente per buttare due parole ripetute e andare solamente lì, secondo me quelli sono quei brani che comunque cammineranno anche nel tempo. E i tormentori ci sono perché li faccio pure io. Ma quelli però ci devono essere, quelli ci devono essere. I tormentoni poi a un certo punto, per me, per come la penso io, finiscono. Restano sempre i pezzi, restano le canzoni. Quindi quello nuovo che ha scritto. E ti parla uno che ne fa tanti di tormentori. Ma quelli devono andare perché comunque si va a ritmo con i tempi. Qua parliamo di amore per la musica, che è un'altra cosa. Cioè una cosa è uno che vuoi non vuoi, ok, dici sono nel 2000, anch'io sono così, lo faccio perché mi piace, però quella che mi resta dentro è questo e ogni tanto lo voglio proporre anch'io nel mio repertorio. Per questo mi è venuta questa domanda, perché mi dicevi che ti ha scritto un brano melodico. Questo qua che stavamo parlando, questo pezzo che mi ha scritto è una canzone proprio. Una canzone? Sì. E mo mi parte spontanea l'altra domanda. Come fai a scrivere? Cosa ti succede? Ti vengono distinto? Ti butti lì penna? È una domanda alla quale non ti so rispondere, perché quindi ogni impulso. cosa bisogna essere ispirato, cioè devi Impulso. carpe diem, come abbiamo detto prima, cogli l'attimo, se c'è quell'attimo, quella magia, l'attimo nel fuggente. nel momento giusto, e nasce la cosa bella. Poi Lello è uno che veramente, come dico, Lello, c'ho questa cosa, subito prende chitarra E scrivi? Sì, ama proprio la musica. Ma del resto secondo me quando si fa parte dell'arte, no? In ogni genere c'è chi balla e quando sente un ritmo inizia a muoversi in maniera naturale. La stessa cosa è per chi canta, chi ce l'ha nel sangue, ce l'ha nel sangue, lo fa H24, cioè non puoi vivere senza quella, quindi succede proprio così. Comunque è molto bella questa cosa. Questo brano l'hai scritto proprio pensando a lui? Posso raccontare com'è nata, perché una volta stavamo in macchina, ok, e il motivo è suo, aveva questo motivo bello motivetto bello, no, motivetto nel senso che non è proprio tutto il pezzo fischietto e la stava fischiettando e abbiamo sviluppato questa cosa in macchina, perché di solito giriamo con la chitarra, ok, ci piace sempre andare in giro. Ma anche quando viaggiate avete la... Ok, quindi già una chitarra in macchina non deve mai mancare. Ok, il passeggero dove lo mettete? Rimane fuori il passeggero, la chitarra e il posto ce lo deve avere. No, noi siamo con i 9 posti. Ah, ok, ancora meglio allora. Il discorso è anche che se ti fermi a mangiare in un posto, in un ristorante, pigliamo con la chitarra in macchina, ci sta, è bello, certo, prendi la chitarra e ci divertiamo. Giusto. Ed è nata questa cosa che... E da lì, dal cantino, e da lì tu hai studiato tutto il testo. Sì, andate in sala il giorno dopo. Avendo io uno studio e sono andato in studio e l'ho sviluppata. Bella questa cosa, mi piace, ma del resto sai che nascono sempre così i successi più grandi? Così, sono quelli che nascono. Sì, nascono così. Perché quando ci studi troppo non va bene, quelli invece sono quelli più belli. Con il suo nome. Con Luca Bianchi. Sì. Con Luca Bianchi, che mi stavate dicendo che ci sarà questo nuovo progetto in arrivo. Sì. Scritto da te? Faccio parlare no, non lo sappiamo ancora. Aspetta, no, prima mi avete detto che c'è questo progetto in arrivo. Sì, a breve penso un nuovo singolo, no? Non lo possiamo mettere. Un nuovo singolo e poi ci sarà un altro. No, ma il nuovo singolo voglio sapere, l'hai scritto tu? Il nuovo singolo sì, lo farò io con questa era la domandina. Con un altro autore. Poi ce ne sarà un altro che. Vabbè, l'ho capito che mi fate un duetto tutte e due. L'ha già capito, non era complicato. Non è proprio un duetto. Non è proprio un duetto, ma è una rivisitazione? Cioè, ecco. È un trio. Dai, Lello. Hanno capito che c'è in mezzo una M. Sono stata brava io, sono troppo brava. Sono troppo brava, hai capito? E carpe diem, cogli l'attimo e ti arrivano tutte le energie. Va bene. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo un tuo brano, Luca? Sì, vai.
Quale vuoi sentire? Mamma mia, che pezzo! Mi sto facendo fare da presentatori pure! Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Adesso che è anche uno dei pezzi Io la preferiti canto di sempre sui live. Ormai ce l'ho nel repertorio. Sì. Ce l'ho nel repertorio. E la canzone si chiama Shivrim K. La posso far ascoltare? Assolutamente. Volete dire qualche parolina prima di mandarla in diretta? Presentiamo il nuovo pezzo di Luca Bianchi, Shivrim K. Assunto! Oh! Aspetta, dimmi se lo dico bene. Aspetta. Io mi devo preparare psicologica. Perché se io te lo dovessi dire in siciliano, Niveremo K, bello, mi ne esci bello. Bravo! Se invece lo devo dire in Shivrim K. Shivrim K. No, Shivrim. Niente, raga, non è roba mia. Prova. Shivrim K. Shivrim K. Allora, devi sapere, questa cosa fa ridere da morire. Allora, io canto, però canto prettamente in italiano perché non sono cosa. Una volta ho provato a fare un brano in napoletano. Ma niente, bocciato, tempo un secondo. Una catanese che non canta napoletano. Ma va bene. troppo ondondera, ragazzi, ma troppo nzalanuda proprio. Sotto ogni punto non ce la faccio. Non è cosa mia. Italiano bellissimo, però ogni tanto con i titoli riesco a modo mio, capito? Allora, questo brano quando è uscito? Questo è un 2021. 21. Ed è sempre molto bello. Sì, è uno dei miei preferiti. Sono curiosa di sapere, quando salite su un palco c'è una canzone particolare che non vedete l'ora di cantare, oppure magari avete un brano che non ha avuto secondo voi il giusto apprezzamento in base al vostro gusto, ovviamente, perché ognuno di noi, sapete, no, c'ha i propri amori, e poi uno dice però questo brano secondo me meritava di più. Sì, ci sono pezzi. Ti posso dire che c'è un brano di Nando che meritava non molto di più, meritava cose importanti. E c'è una frase che appena è uscita io l'ho chiamato e ho detto: penso che avete scritto una delle cose più belle che abbia mai sentito. Tu sei a mamma che mi ha da chiamare papà. La canzone si chiama non ne capite niente. Non ne capite niente. Ok. È la stessa cosa pure io. E non è stata apprezzata. No, forse non è stata capita. Non è stata capita per come meritava. Non ha avuto il giusto successo. Sì. E delle volte. Anche perché siamo sempre sul fatto che la musica sta cambiando. Io spero che prima o poi si ritorni. Sì, ma è tutto qua. È una moda. Allora si gira. Come la moda, poi si torna indietro. Adesso riportiamo di noi i pantaloni larghi, no? Certo. Quando presi i pantaloni a zampa di elefante. Esatto. Che quei pantaloni là, quando te li mettevi e camminavi, tornavi a casa, no? Ti raccoglievi la sporcizia da tutte le strade. Però eri fashion, capito? Eri fiera di quelle scarpe. Te li infilavi anche sotto le scarpe. Tutti bucati di sotto, perché poi li strappavi i jeans da sotto, perché si infilavano sotto. Ma tu eri soddisfatta e non li volevi toccati. Come si dice? A zampa di elefante. Baggy. Pantaloni baggy. Ma ci sono anche quelli a zampa, belli che sì, vanno i flare. Cuscini di campagna. A me piacciono. Anche io li uso, che mi frega. Comunque, vabbè, non proprio come cugini di campagna. No, però io penso che ognuno comunque la moda, perché possibilmente ti svegli una mattina e ti va di metterti una cosa, il giorno dopo è totalmente diverso. Esatto. Per me la moda è. Ma la faccio io. Quando la fai tu. Ma comunque segue la massa, non fai la moda, ma stai seguendo come il gruppo il gregge di pecore che va tutto verso la stessa direzione. Noi andiamo controcorrente, come il salmone che va contro, sì, come il salmone che va controcorrente. Io mi faccio botte risposta da sola. Allora, ricapitoliamo anche questa cosa molto importante che succederà domani, perché Luca sarai anche tu dei nostri. Ci siamo riservati questa chicca alla fine, l'abbiamo aspettato. Domani ci sarai anche tu al Teatro Ambasciatori, pronto per esibirti per questo grande spettacolo che stiamo aspettando da mesi. Tra l'altro, raga, a me mi sono arrivati tantissimi messaggini, è un po' impossibile leggere tutti perché realmente i messaggi che stanno arrivando sono tantissimi, anche su TikTok. Tutti andiamo domani, c'è anche Elisa che sta scrivendo questo, Stefi, lo seguo da quando cantava Compagni e Scuola, un abbraccio da Palermo. Grande. Questo è un messaggino che è appena arrivato. Poi qua nel nostro numerino WhatsApp, ragazzi, vi salutiamo tutti, perché veramente un saluto a tutti voi, siete straordinari. Nando, un bacione da Palermo, cioè vabbè, evitiamo. Vi voglio bene, ci vediamo presto pure a Palermo. Beh, più che altro tornate a trovarci qualche altro pomeriggio, così riusciamo a dedicare un po' di spazio ai nostri ascoltatori, magari prendiamo qualche telefonata in modo che così riusciamo anche a chiacchierare con loro. Se abbiamo fatto un po' tardi è colpa di Luciano, perché avevamo l'appuntamento, Luciano erano le 4 e lui ha fatto tardi, ha detto vabbè Luciano aspettiamo te. E anche di Walter, vabbè, di Walter è colpa a prescindere. Lui c'è sempre me, è come il Pepe, sempre in mezzo? No, mio fratello, perché siamo curiosi. Perché
cercava un bar dove si voleva mangiare un dolce particolare. La prossima volta mandi ma di dolci o di salato? No, dolci. Di dolci, va bene, qua non mancano. Sentite, invece adesso prossima volta, scusami se mi No, vai. prossima volta facciamo la diretta con la chitarra. Abbiamo voglia. Wow, Nessuno sa suonare Nessuno sa suonare la batteria, che abbiamo anche la batteria là dietro. Ecco, adesso scusate, mi faccio un po' di fatti vostri. Dopo che abbiamo parlato di musica, mo subentro. Avete mangiato qualcosa di buono? Cosa vi hanno fatto mangiare oggi? No, il mio fratellino mi ha portato a mangiare. Abbiamo mangiato un primo, un secondo. Stasera? Stasera non lo so. Dove lo portate? La carne? Dove porti stasera? Una cosa leggera stasera. Ma perché domani si deve cantare? Ah no, ti pareva? No, perché a parte siamo a dieta io e Lello. Ecco. No come il mio fonico che mangia di tutto. Fai bene, si vive una volta sola. Però stiamo a dieta seria, non è che stiamo scherzando, stiamo facendo una dieta. No, una dieta seria. Infatti oggi, diciamo, quando siamo andati a mangiare ho fatto un po' di... Lo sgarro. Il cosiddetto sgarro. Mi sento male ora che No, ma non è. Allora, guarda, io sono seguita da una. Vabbè, io ho tutto il mio percorso perché tra palestra e nutrizionista adesso siamo in fase di massa, quindi mi posso permettere di mangiare un po' di più. Il mio fonico mangia pure le targhe delle auto. E fa bene, se lui puede, faglielo fare. Puede o non puede? No, non puede perché c'è un po' di pancetta. Ma se a lui piace. A Catania si dice uomo di panza, uomo di sostanza. Pure è vero. Ecco, anche lì. Uomo panza, uomo di sostanza. Ok, gli addominali non piacciono più. No, piacciono, ma non piace la panzona da tipo da vino, da birra. La panzona, la panciona, no? Birra da Peroni. Birra Peroni. Però diciamo che non va bene nemmeno scheletrico, perché comunque come a voi uomini non piacciono le donne tutte ossa, anche a noi donne non piacciono gli uomini tutti ossa. Allora, ricapitoliamo, così diamo un po' diciamo andiamo a chiudere questa piccola chiacchierata che ci siamo fatti. Allora, nuova veste di Lello in Luca Bianchi. E a breve quelli che saranno le novità sicuramente imminenti. Nando con questo duetto che sicuramente domani presenterà. Avete già cantato insieme a proposito? No. Quindi sarà qui battezzato ufficialmente. Perché è uscita ieri. Ieri o l'altro ieri? Mi state facendo l'altro ieri è uscito. Ieri l'ho cantata io per la prima volta. Vabbè, ma da solo non ha lo stesso gusto. Domani la cantiamo insieme. Poi siamo pure molto amici. Vogliamo... Ma lei è molto dolce, è una ragazza veramente tanto carina, Fabiana. Fidanzato, veramente una bravissima persona che stimo tantissimo. No, ma poi è anche una ragazza molto particolare nel suo genere. Io mi diverto sempre quando escono i suoi brani, non vedo l'ora di andare a guardare il video perché c'è sempre un qualcosa di particolare quando... Però occhi aperti, cambiando discorso, occhi aperti sul profilo di Lello, perché penso tra una decina di giorni... Aspetta, non è Luca, mo'? Il profilo mi state facendo diventare scema. Occhio al profilo di Lello. Occhio al profilo di Lello, amico mio, che è Luca Bianchi. Ma aspetta, come si chiama nel profilo? Luca Bianchi o Lello? Luca Bianchi. Ok. Tra una decina di giorni veramente pubblicare una cosa. Io conosco il progetto, quindi è molto importante, è molto intrigante. Molto. Tra una decina di giorni. Sì. Ma non ci volete proprio svelare nulla? No. Ma è sempre relativo all'ambito musicale? È una cosa proprio che fa capire tutto. Dalla tua il cambiamento. Dalla tua artistica. Il cambiamento. Dalla tua artistica. Lello, il prossimo album Cambiamento. Vedi, così, sfornata, detto fatto. C'è Nando De Marco e Marco Calone, tutti i giorni me ne dicono una nuova. Ma tu sei d'accordo? Assolutamente sì. Allora ti faccio vedere solo una cosa. Io ci ho tatuato. Salutiamo Marco. Qua Nando De Marco e qua Marco Calone, quindi sono i miei fratelli. Ok, bellissimo. Quindi mi fido ad occhi chiusi. Anche lui ci ha tatuato il mio nome qua. Sì, c'è il suo nome. Ma adesso mi sorge spontanea un'altra domanda. Quando le dici tu? Mi ascoltano. Sì. Ok, scusa, vogliamo capire anche se quelle tue. Ci vediamo ciecamente. Facciamo il triangolare. Oddio, non so fino a che punto, però contenti voi, contenti tutti. No, io devo approfittare per dire una cosa importante. Certo che puoi. Devo fare un saluto a Sonny innanzitutto, e un saluto a chi a parte che Sonny mi segue anche delle cose mie, e voglio salutare un amico che mi ha presentato Sonny. Sono arrivato qua io tramite Alessandro Fiorello. Ale, un bacio. E voglio mandargli un bacio grande. Ale è un altro ragazzo davvero splendido. Alessandro è un amore sotto ogni punto di vista, e quindi salutiamo anche lui, gli mandiamo un bacione grande. Un bacio.
Allora, noi ci vediamo ragazzi domani sera. Domani dalle 21:30 Teatro Ambasciatori, vi aspettiamo, ci sarà una serata magica. Io non vedo l'ora, veramente. La scaletta è già pronta, sicuramente sì. Sarà una scaletta tipica da concerto. Concerto, perché il mio fonico è fissato, devo rispettare. Chi è eufonico? Simeone. Simeone Capuano, vieni qua Simeone. Vieni qua Simeone. Lui è molto professionale. Ciao Simo, c'era un altro microfono in giro per il mondo, ma non so dove sia. Quindi allora dici. Innanzitutto è vero. Dopo vi facciamo salutare anche Walter, Ok, a uno li portiamo tutti. È vero quello che dicono oppure devi stare tu sottomesso a loro? No, si fa quello che dico io. Ah sì? Sì, altrimenti non si canta? No, mi abbassa il microfono. Veramente? Sì. Se ne va, lo sa bene, quindi per questo. Ma sei tu allora che apporti anche tutti i cambiamenti durante? È lui che mi sopporta soprattutto. E anche supporta. Anche un po' sopporta di più. Cosa? Gestisco un po' tutti gli eventi. Parla anche un po' perché che comunque la scaletta io la... Allora, diciamo che avvicinati, c'era un altro microfono in giro per il mondo, non so dove sia dopo loro. Avvicinati dove vuoi. prepariamo uno spettacolo, poi in base di scaletta prende e cambia. Lui? Sì, Nando? Quindi poi sei tu che impazzisci. Esatto, però parte quello che poi decido io. Quindi fammi capire, se lui, voi avete una scaletta, no? Studiata, e lui ti dà il titolo di un'altra canzone, tu gli fai partire lo stesso quella della scaletta? No, ci sono dei cambiamenti durante il percorso. No, io parlo se durante il là. Domani siamo al concerto. Allora la scaletta dovrebbe essere quella. Ok. Ma io non la rispetto mai. È normale. Credo che non ci sia nessuno che lo faccia. E lui poi mi inizia a guardare male, dice però fai sempre questo. Ma perché tu te la aspetta, ma su gara io. Perché tu te la studi in base ad una logica? Certo. No, la scaletta è importante per il fonico, a parte, ma anche per il fonico, perché così, insomma, anche se tu dici fonico, una frase senza annunciare il brano, lui già sa qual è la canzone. Però io, come sono fatto io, mi viene istintivo cambiare. Voglio fare un'altra canzone, lui mi guarda male, però perché poi non è quella che salti, casino, perché poi quella che viene dopo salti, che è un casino. Perché poi si va a mischiare tutto, c'è un bel milkshake tra fragola, cioccolato, panna e limone, tu dici questi sono i regali di Nando De Marco, però sono belli, ti rendono attivo, esatto. Bello sveglio soprattutto, ma lì ancora di più. Solo che poi è un casino veramente. Va bene, domani vediamo come si comporta. La prossima volta daremo da 0 a 10 il punteggio di come si comporterà domani sera. Domani mi siamo sull'8. Domani vediamo di recuperare qualche punto. Ma devi recuperare perché già sta su. Questa è una minaccia, sappilo, questa era una minaccia. Questa è una minaccia. Ecco la scaletta, ti faccio dire una cosa. Non la sveliamo, non la sveliamo. Però ci fu minaccia in diretta, se non la fai guai a te, sappilo. È pronta. Io lo vedo, non facciamo vedere i titoli perché non è giusto, così lasciamo un po' di surprise. La sesta è Luca, no, non si può far. Certo che si può. Però basta. Ci sarà anche poi entrata o chiusura con Fabiano? Siamo partiti, Lello, mi raccomando, perché io sono sempre così. Lei hai visto come passa il tempo? Lo sto guardando adesso anche. Bravo. Mi raccomando, non spoileriamo niente, il fatto del trio, il fatto di tutte cose. No. È meglio che stacchiamo. Va bene, dai. Perché fra 10 minuti ti ricevo l'Iban. No. Ma comunque abbiamo parlato di musica e soprattutto chi vi vuole bene, chi vi segue, sicuramente è contento anche di sentire queste novità. Ogni tanto dare quel tocco, perché li lasci un po' sul filo del rasoio e non vedono l'ora di sentire quelle che saranno le novità. Perché adesso fremono. Dico solo che veramente non sarà più Lello Cantone, ma in tutti i sensi. Va bene ragazzi, allora noi ci vediamo domani un cambiamento proprio, una sorta di eseguia, può far capire. Sarà una nuova veste, un cambiamento. Ma musicale o non musicale? Tutto. Anche musicale? No, una nuova veste anche musicale? Musicale soprattutto. C'è anche Walter. Sì. Ok. Allora, ragazzi, arrivati a questo punto, io vi lascio perché adesso so che avete degli appuntamenti, dovete andare a fare delle cose. Mi promettete che tornate a trovarci? Sì, ritorneremo. Dovete andare subito oppure altri 5 subito?
Un'altra canzone. Se devo niente, me la metto io dopo, mando in pubblicità, non ti preoccupare, ci penso io. Quindi stavamo dicendo domani sera al teatro tornerete a trovarmi? Avevo fatto sta domanda, però mi hanno distratta, quindi mi sono confusa. Certo. No, Io mi auguro di ritornare a Catania a cantare come Luca Bianchi. Domani ti dobbiamo presentare come Luca Bianchi. Certo. Perché domani ci sarai pure tu, certo, che canterai insieme a noi. Quindi insomma domani non lo so. Allora è da 3 giorni che hai cambiato il nome. Ok. Giusto? Sì. Ancora non sei salito su nessun palco con il nome di Luca Bianchi? Sì, ieri. Oh no, a dire! No, sul palco no. Quindi domani Ma Luca Bianchi no. Come Luca Domani sarà battezzato. Canterà Luca Bianchi. Brava! Oh, Fani che è meglio, è più sveglio Hai visto? Grazie. Stai spoilerando troppo. È più sveglio di... No, non ha spoilerato. No? Abbiamo semplicemente detto, cioè io glielo... me la dicevo, ho detto ancora non sei salito sul palco come Luca Bianchi. No, come Luca Bianchi. E lui mi ha detto sì ieri, io gli ho detto no, mi devi dire di no. Perché allora diciamo che domani ci sarà un momento magico dove io starò al piano. Questo lo posso dire. Ormai l'hai detto. E Nando ricorderà un pochino gli anni passati, li faremo al pianoforte. No, sì. Bene. Però Lello, ma fatti stiamo tu. dicendo tutto quello che succederà domani. Poi la prima canzone ciao. Ragazzi, ci vediamo domani Al Teatro Ambasciatori, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Acquistate, per chi ancora non ha acquistato il biglietto. Accattatevo il biglietto. Bravo, bello in Sicilia, bello in dialetto che ci piace. Accattatevi. Alle ore 20 e 30? 21. Come 26? Alle ore 21. No, lui ha detto 26, Luca. Stiamo dando il numero. Se me ne devo giocare se ce n'è un altro, dammelo che me lo segno. Va bene, ragazzi. Io vi auguro una buona serata. Grazie. Mangiatevi la carne di cavallo se ancora non l'avete fatto, le belle polpette. Vi aspetto nuovamente qui su Bella e diamo appuntamento domani al Teatro Ambasciatori. E poi ricordiamo che giorno 22 saremo sempre presenti per un altro evento e poi vi daremo tutte le info necessarie. Intanto la cosa principale è domani al Teatro Ambasciatori. Grazie a Luca Bianchi. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ho sbagliato di teatro. Da Trianon. Ma ti immagini dal Teatro Ambasciatori se ne vanno al Palaghiaccio? Perché prima l'abbiamo... No, siamo all'Ambasciatori noi. Domani sera ragazzi, mi raccomando, tutti al Palaghiaccio. No, Palaghiaccio. No, al Palaghiaccio. Ambasciatori domani. Teatro Ambasciatori, ore 21:30. Vi voglio tutti là. Ci salutiamo con il brano che hai fatto insieme a Fabiana. Che ne dici? Sì. Vai, annunciatelo, chiudiamo come abbiamo aperto. Il nuovo pezzo di Nando De Marco e Fabiana. Se non sei tu. Grazie a Nando De Marco e a Luca Bianchi. Vi alla vogliamo prossima. bene. Forza Ciao. Catania.